Ruga. Buonasera, buonasera a tutti da parte del Borgo Ruga. Eccoci qui anche quest'anno. Ecco qui l'entrata. È lavoro, ve lo spiego dopo. È lavoro, ve lo spiego dopo. Allora, come avete visto, il lavoro che presentiamo è un lavoro che ormai è scomparso dalle nostre campagne. È il lavoro di Tegnar i Cavalieri. Tegnar i Cavalieri era un lavoro che si svolgeva dai 4-5 di maggio ai 10-15 giugno, circa verso Sant'Antonio. Era un lavoro che impegnava i contadini giorno e notte per circa 40 giorni, perché che vesti là i cavalieri, qui che in italiano si chiama bacchi da seta, immagnava foglie di morera ogni 2 o 3 ore. E bisognava tagliarla fina sul tagliere che era piccoli. Si andava a comprarli a once o anche a tearini, e erano piccolissimi. E si teneva in casa, piccoli prima comprare, si teneva in casa a una temperatura di 18-20 gradi per i primi 4 dormie. A dormia era a muta, quando che il cavaliere crescendo, vero, lui mangiava più e si fermava da mangiare e cambiava a pe e diventava più grande. Una muta durava circa una settimana e bisognava tenerli in casa per i primi 4 dormire a una temperatura costante e non si può neanche fermarsi a caldo, perché sennò quando che diventava più grande andava in vacca e si marcia. Caro signor Paron, buonasera, come andiamo qua? Come andiamo? Bene, grazie. Vedo che cacca sua signora stasera. Sì, perché voi che sarete conto? Cosa dice? Vengo con me che andiamo a vedere un po' cosa che fa i nostri contadini qua, Oh, ecco qua, vediamo. Guarda qua quanta bella roba. Buonasera cari signori, come andiamo qua? Tutto bene? Bene. Cosa siamo venuti a fare qua? Io per foglie di morera, ma era mangiare i cavalieri. Ho capito. E ora i cavalieri mangiano qua e foglie di morera. E solo questo, ma è tanto. Credo che me ne raccomando, che foglia sia sempre asciutta. Ecco qua è un altro mestiere. Vediamo cosa si può fare sto uomo qua. E vorrei tagliare un po' di foglia perché i cavalieri di un correnderio e dei cei devono tagliare e dare fina. Ho capito, perché quando che fichi in dentro parte a dormire poi a tagliare, a questo mi fa fatica a mangiare. Perché settimana passata ho visto togliere col tagliare che tagliava foglia fina. Quando avevamo la macchina ancora? Non avevamo la macchina, adesso abbiamo progredito e abbiamo fatto già. Molto bene. Nonna Stea, aspetta, cosa sta nonna Stea? Guarda qua, che vedo cosa sei, ma non di cosa sei, guarda qua. I sei tanto bravi, vedi tu, Vedo, bravo. No, visto che fanno danni alla loro qua. ecco qua, questo è a foglia benedetta, chissà che stanno che stiamo ballando per i nostri contadini. E io lì, quando ti do foglia, ti va per prima i cavalieri che vai a vedere la sua. Grazie. E ora devo portare a foglia ai nostri giovanotti che va a mangiare i cavalieri e che dà foglia benedetta. Eccoci qua. Cosa facciamo qua, Tosati? Siamo giù da mangiare i cavalieri sui grandissimi. Ecco qua, Parona che c'ha foglia benedetta e che dà a mangiare i cavalieri. Ecco qua. Dopo abbiamo detto, dopo quarta muta, sti cavalieri qua si cavava via da sti gradissi e si metteva o se le baianze piccai su a tieda, le baianze ben grandi, perché ormai diventava ben grandi adesso di qua, non so se si vede. Dammene uno dove vi faccio vedere qua. Dice piccolissimi, sarà 1 centimetro e mezzo grandi. Quando arrivava a quarta muta si metteva sui gradissi, chi era qua dai gradissi si metteva sul cavallon. Il cavallon che si era fatto da foglie, da rami di vita, vero, e si posava la sola in modo che scominciasse a ingrandirsi, perché i giorni che stava più la sola, e si scominciava a dare a mangiare rami intiere di morire.
me lo racconto di sola l'albero e tagli la basso da mangiare giorno e notte. E mano a mano che cresceva si quedava a mangiare. Dopo circa 8 giorni, sti cavalieri non mangiava più, e diventava quasi trasparenti e scominciava a fiare. E in giro di 48 ore gli faceva gaetta. E qua abbiamo le nostre donne, Giovanni che tira basso le fascine, ecco qua, le porta le donne, e donne se qua, ecco qua che sgaettea, ecco che tira su le gaette. Buonasera signore, come andiamo? Buonasera, proprio ben, guarda, sto anno che bei gaette, non che se ne fai oppe né doppioni, proprio beh, un anno d'oro. Però me pa neanche, non ho visto neanche un cavaliere che si dai Cresina, tutti bei sto anno, poi una nata. Vuol dire che da quando che ha cominciato perfettamente e tutto è andato a gonfia bene. Grazie e brave. Poi adesso devo andare al lavoro. Una volta si ha età, pigliava anche l'età dei cavalli via tutto il pedasso che gli ritorno. E qua che c'è una roba particolare. Buonasera, come andiamo Elio? Cosa facciamo qua? Ma se volevo pegare le gaette anche perché sennò se come che tira solo non era bene, mi passava tutte per scarte e praticamente si fai una pipa di tabacco. Trovavo sta macchina qua che e mi pia perfetta e mi passa tutte per prima e ma c'è per un franco, se no è inutile, non vale la pena lavorare. Come dice però va bene così? Ah, guarda, hai inventato questa macchina che è un favolosa, perché quello che fai uno, io voglio andare in persona in mano. E dopo hai pia meglio. Va bene, allora vediamo se siamo contenti. Una volta per i gaette si pesava dentro sul sacco con cosa gli sta qua? A me pare un coso, una baia, diciamo baiarsi in italiano. In italiano cosa si No, tagliera. Tagliera, quel marco, è il marco che seria il peso. Pesimo, cosa dite? Baron, un attimo che facciamo vera, è il bigato dentro che è già morto, è bello proprio il bigato, guarda. Ed è proprio tutto fiato, guarda il bigato dentro, guarda che è già bello, guarda. Morto. Vuol dire che tutto è andato a perfezione. Bravi, grazie. Pensiamo sul sacco, dai, forse che vediamo, perché non è proprio un blocco no, questa mattina non c'avevi mia, E non pensi a fregarlo e a più. No, ecco qua, me la comando che l'ho visto sopra, Ecco qua, piega sul bastone, controlliamo bene, poi non viene controllare bene che qua ti freni, Qua di chi sei? Dove sei qui in mezzo? Va bene, poi non, vai a controllare. Bene. Corona, qualcosa da dire? No, non è vero, perché mi ha quindi il figlio. Va bene. E dopo che avevo messo anche il sacco figlio. E ora, una volta pesare il sacco, veniva venduto e portai in essiccatoio, veniva essiccate e quindi portai alle filate e veniva fatta filatura. Mi diria, anzi, regalo mondato, se riescono un po' di gaette che resta sui degni di stazioni, ci riescono perché io le si fa, si pia la sera e si fa dei centri, si promuove, mi diria, cosa dico parola? Sì, sono d'accordo, perché merita. Allora merita, cosa facciamo qua? Vieni via, vedi. Oh, che mistero c'è questo qua? Potrei piare sera, per la sabbia Padrona ringrazio tanto veramente, che con questa sera qua faccio il borghetto per via che troppo poco tempo essere sposa. Ma cosa è questo borghetto? È il borghetto per chi non lo sa, è il vestito che si mette sotto a gota la sposa. Ah, tipo sottomestre? Ecco, ho capito. Va bene. Che era un'altra tradizione fa? Tradizione, la mia era una tradizione, però avevo sempre il caso di contadini, perché tutto il lavoro che cos'era, deve sempre darmi qualcosa. Cosa dite? E ora ho pensato che l'ultimo video che io ho fatto è portare i cartelli al più alto. Adesso i signorine qua che portano i cartelli al più alto. Grazie. E ora portiere a Tommaso, ai quartieri, dice che sei il quartiere del Borgo Nulla, va bene? Va bene, no, non devo. Grazie. E ora va a portare il quartiere e dopo, buonasera, tutti a te, come andiamo? E adesso no, non per dire preghiere. Sì, da solo, ecco. Anna Susanna risponde chi ti chiama, alza la voce, sbassa la croce, va sul letto e trovi a Madonna e sta Giuseppe.
San Giuseppe Vizzareo con la faccia un paleseo per passare Gesù d'amor per passare nostro Signore. A Musetta camminava, a Madonna si sentava, San Giuseppe parava via, tutti gli angeli in compagnia. Chi lo sa e lo dirà in paradiso andrà, chi lo sa e lo dirà in inferno andrà. Ho detto queste sante ragioni, Signore Madonna, che mette i sani, né mamma né papà e tutti i buoni cristiani. Adesso bambini andiamo in letto perché si è tardi. Buonasera a tutti. Buonasera alla fine, grazie tante. E andiamo a prelevare i nostri atleti. Cristiano, vieni. Paolo Martini, Levis Mattiato, Gianni Mattiato, Fabrizio Nardi, Giuseppe Rossi, Alberto Serena, Angelo Stolfo,